Perugia di chilometri 192. Nell'ultima tappa prima del giorno di riposo e che potrebbe essere una tappa di calma, vediamo quasi subito accendersi le contese. Prima di Arezzo vanno via Scher con Carrea, Giudici e Barbiero. La tappa è caratterizzata da continue forature. Fora Bartali, che impiegherà ben 20 minuti per riacciuffare il gruppo. Koblet, Coppi, che obbligherà da una parte il campionissimo a produrre un grande sforzo per rientrare in compagnia dei suoi figli gregari. Carrea è costretto a abbandonare la fuga per rientrare nei ranghi e aiutare il suo capitano. Scher, Bevilacqua, Giudici e Brasola arrivano a Perugia, dove per una cattiva segnalazione degli organizzatori entra in testa Giudici, più lesto a riprendere la giusta strada per il traguardo. Brasola, Scher e Bevilacqua nell'ordine arrivano sullo striscione, più staccati 25 secondi Pasquini e Barbero. Un gruppetto con Bastenbergen e Fornara aggiunge con 3 primi e 10 secondi, il gruppone dei migliori a 8 primi e 48 secondi. Cambia la classifica generale, Scher diventa la nuova maglia rosa, secondo è Bastenberg a 1 primo e 14 secondi, terzo è Bevilacqua a 5 primi e 39 secondi, quarto Magni, Bresci e Astro a 5 primi e 57.